stiamo proseguendo quotidianamente mano a mano che vengono riforniti appunto i nostri magazzini. Abbiamo iniziato con le farmacie, poi le edicole, i tabaccai, insomma tutti quei punti di riferimento essenziali per il cittadino e che può trovare aperto a oggi. Quello che vogliamo comunque assicurare ai nostri concittadini è che ne verranno distribuite continuamente in maniera tale che ognuno a casa propria possa godere dell'uso della mascherina qualora debba necessitare per un'uscita, per fare la spesa, portare le immondizie, insomma, quelle azioni, quelle attività indispensabili che dobbiamo compiere. Finora nel comune di Venezia i volontari della Protezione Civile hanno distribuito oltre 40.000 mascherine fornite dalla regione e la consegna continua. Ad oggi contiamo oltre 70 volontari impegnati quotidianamente in queste consegne, tenendo presente appunto che stiamo parlando dell'intero territorio comunale, quindi centro storico, isole, terraferma, nelle varie realtà il territorio è piuttosto vasto e l'impegno è massimo e quindi cogliamo anzi l'occasione per ringraziare questi volontari perché fanno un lavoro assolutamente più che nobile, soprattutto ponendo un accento particolare su quelle che sono le persone in quarantena, i disabili, le persone anziane, le persone insomma che più hanno motivi rispetto anche agli altri per potersi procurare una mascherina e sentirsi più al sicuro. Domani saremo oltretutto impegnati con altre consegne dai parroci, quindi in quelle che sono le realtà delle nostre comunità e quindi per questo di quartiere in quartiere dove è solito recarsi il cittadino per tante motivazioni troverà un altro punto d'appoggio. L'invito resta quello di non creare code e assembramenti per evitare l'intervento delle forze dell'ordine e inutili sanzioni. Sono mascherine gratuite, servono esclusivamente proprio per andare a fare la spesa, consegnare l'immondizia nelle isole ecologiche e così via. Quelle che tutti vorrebbero, le FFP2 piuttosto che le P3, sono date prevalentemente agli operatori sanitari, proprio perché dobbiamo guardare chi sta in prima linea tutti i giorni e a contatto con chi ha contratto il virus. Non si tratta di presidi medici e sono strettamente personali, quindi non è consentito un utilizzo promiscuo neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare. Non sono lavabili.